1904. Augusta Borbosia qua nata qua a nata a Viorba. Viorba. Sì. E come mai che ha sposato comandare isso? No, guarda, invece vi spiego. Aspetta che dopo filmo una fotografia, aspetta. Ah sì. Dopo guerra era finito insomma. Sì, perché ti vuoi spiegare. No, anche in tempo di guerra era ancora un poco, ma dopo la guerra si è messo sui motori queste barche tutte. E allora Mi sento lo via, intanto mi conta. sì, si sente più. Dopo mi do a posto. Ah così, ma in cosa consisteva sto lavoro che faceva? Guarda, io stavo per le sì. Su che posto di preciso eri? Davanti a Chiesa Sendò, sì, lo conosco bene. A Chiesa Sendò. Dove che era il passo? Era? Ecco, è il passo, E come si chiamava il posto? Davanti a Chiesa un buon anno. Sì, ma il posto dove che abitava era, come si chiamava? E poi noi eravamo via Torre. Ah, in via Torre. Lugnan? Lugnan è il paese. Non Sendon? No, Lugnan. Non si avesse occasione di andare a Sendò. E vedi una casa piena di alessima adesso. E io ragazzi invernali l'ho fatta. Mi stavo piena di alessima. E il passatore era mio cugnato, fratello di mio marito. E aveva il passo. E allora le barche che veniva su, non è vero, e veniva da Venezia, veniva su carne, di frumento, su turco, ove, e ora che ove andava a caricare di Iara da Barina, un cava e anche da Risetto, che era due cave. E veniva su carne di frumento, e ora quel carne di frumento andava che quando i bicchieri forti, potassi era qua, c'era un certo Toso che aveva stabilimento del frumento, capisci? E dopo lo fa io. Perché lo fa io? Perché io so che qui, che dopo mio marito lavorava in cava, tanti anni, e dopo era io, ancora poco antes di sposarsi, è nato in Trento un caglione che ha fatto di banda, sembrava di essere a Trento, anche non capisco. E ora i barche che venivano su cariche, e ora mi diceva quanti quintali che aveva, ora mi andava a chiamare le bestie. Da chi? I contadini, erano proprio i tiranti, insomma si chiamava tiranti, no altro. Tiranti? Tiranti, sì. Non cavallanti? No, tiranti. Attaccava le bestie, veniva su, diceva, chiamava comandaressa, perché le volte che era per i campi anche a me, e ora che diceva, vai, e ora fa una corsa e corria, e ora mi diceva, guarda che mettiamo due barche carghe, abbiamo 200 quintali, 300 quintali, e allora mi diceva, 5 peri, sa cosa vuol dire un per? 6 peri, era la barca di Piosanda, sentiamo più Piosanda La fiera? Era il pallone di fiera? E Stefano? E Stefano, ho visto Stefano. Ti conosco? E la barca grande si chiamava Acabara. Acabara? Acabara. E qui bisogna mettere 12 peri. Addirittura? Addirittura perché era grande, a portare 3-4 mila. Acabara? Acabara. Si chiamava Acabara. E si parla con i panai, Vittorio. E ora con sta Acabara, dove andavi a trovare 10-12 peri di boh? Ma famiglia, era. Dunque, Sisiotto, Miccio, Fava, Massarioi, Giuliotto, Mauro. E anche un numeretto dopo si era entrato, un certo Carraro. Si era entrato, gli ha tolto su che era aveva bisogno di tutto. Insomma, era 7 famiglie. Altri facevi il tocco da E un altro facevano, e arrivava da Venezia dove ti caricava e veniva su, e poi veniva fino alle porte grandi, perché si fa così, un tocco restera, noi diciamo, e se perdeva, dopo un altro tocco si perde qua. Perché quando che arrivava a Resterita, era veniva avanti uno, prima di arrivare a Resterita, che era ancora le porte grandi,
e veniva a ordinare chi arrivava a resterita, e ora era qui da Sandò che ne toglie resterita. E qui i tiranti da Sandò, e li portava fin davanti a chiesa. Di Sendon. Sendon, li portava davanti a chiesa, e ora da lì gli davano fuga e vesti, perché a barca ci passa il corrente a venire da qua. A Torre, via Torre. Al passo. Al passo, dove stavo mia. E ora mi era pronta per chiamare a Sima, se parla con i panai, e ora stando in barca mi buttava su la corda proprio così, mi buttava su perché stava a largo, perché se veniva vicino a barca non pescava più, e ora stava a largo, e se andava in acqua, e ora mi trolla in acqua perché essendo che arrivava, e ora dopo arrivava sulle bitte, che il genio civile che ha messo su dei biti, sa cosa sono dei biti? E prima dei biti erano gli alberi, i segherri, ora arrivava per i segherri, e ora arrivava sono le biti così, arrivava. Non so, la mia sa perché e ora cappava questa barca, questa corda così, e dopo che faceva così, o parte via, in modo che non si... Che gruppo si chiamava, insomma? Come si chiamava questo modo di fare il gruppo? Mi non ho mai dimandare. Mi va a insegnare che... Chi va a insegnare a imbarcare? Mi ha insegnato a mio uomo dopo, perché lui è nato è vissuto là. Era suo papà, che aveva iniziato ancora. Il passo? Il passo e anche... Il comandaresso? Il comandaresso, suo papà. E dopo iniziato i fiori e sempre 2 ore. E come ha fatto a trovare suo marito? E stava là, vicino, là il passo. Che io stava a Villorba. No, ma state attento, sono nata a Villorba e sono venuta da Villorba che aveva 7 anni, sono andata da tutta la famiglia, erano 19 persone, era mio zio, mio padre, fratello, insomma. E siamo andati a stare a Bavaria, sai che c'è Bavaria del Norvese, insomma. Sì, sono Teo. Sono un Teo. E siamo stati 4 anni e dopo sono venuti via. Sempre lavorare a terra? Sempre a terra. E moriti pieni di fame, lavorare a terra, questi parroni a parte, una volta non era, vedai come adesso, mi faceva i parroni e andava tutto bene. Chi erano questi parroni? Come si chiamava? E si chiamava Isabella. Isabella cosa? Isabella e adesso cognomi non mi ricordo più, Isabella del nome, ma stava fuori, sta in Bavaria però, sì. Stava fuori dai morti, e in via fuori in Pasqua e in via i morti, stava fuori i mesi di raccolti, era... Da Venezia? No, era Cosio lì, cosa che dici da distante da qua, Lombardi. E invece quelli di Villorba chi erano i parroni di Villorba? Villorba mi ricordo poco, anche mi ricordo mi dice che era un certo Gubbato. Ho capito. A Bavaria si riuniva in grande. Allora cosa, Bavaria era, siamo venuti via che dico un percorso, perché i parroni era una campagna che erano tutti frutti, tutta solo i frutti. Ma caspita, io ho messo guardiamo perché non si mettono neanche un po' intera, e pieni di fame. Allora i nostri vecchi, una mattina ne ho tolto 2 o 3 figli per darmi da mangiare, no? E ora, mi sera su Pascaia, su Pascaia, ma c'era nessuno. E Parussin che aveva 15 anni, si aveva accorto, mi ha detto non so cosa, e è venuto, Drenta mi ha tolto a cuenta e i figli tutti, problema. Mi ha capito? Isabella, il paroncino Isabella. Il paroncino. Casta mia cugina, che era più vecchia, che era più giovane, una era del 2 e una era dell'1. Sì, invece del 4. 1904. E loro erano più vecchi. Ma mia cugina, caro, l'aveva aspettata così, fuori, l'aveva dato una pestata che fa paura, l'aveva pestata. Ha fatto bene. E che l'aveva pestata, ma che altri mi la mandano via. Sai, parlo migliore così.
mi ha mandato via, siamo in star Lubignano. In piena stagione così da subito vi manda via, Sì, senza sì. aspettare San Martino. Sì, Ah, in San Martino. San Martino era. Sì, ora siamo in star Lubignano, quasi vicini al passo, che dove che stavo mi adesso, un corso uno che ha piante di fiori, insomma, un Vivaio, vivaio, bravo, un vivaio. Gaffo, Ah, lo conosce ora? ho visto insomma. Sì, proprio, mi abitavo là. E siamo stati là, del 15 sta là, Piena guerra? piena del 15. E dopo siamo stati sempre là, invece dopo il padrone nostro da Lumignale era un certo Visintin da Pustioma. E dopo andava in due campagna. Era l'onorevole e diventa... No, io ero un contadino. Vabbè. Mica avevo qui con sé perché c'è una volta qui, per caseria non da contare, non so quanto tempo che l'abbia. No, mi vede. Perché c'è una volta i nostri vecchi facevano, i nostri fioi non sapevamo cosa che si trattava, capisci, gli erano i vecchi che faceva. Ma io gli ero un contadino, gli era la campagna, fioi, un contadino, e io questa campagna nostra, ma però era che andava sotto a passare, io sono giuntata. Del Sil. Oh, Madonna Santa! E dice che il Sil non va solo acqua. Non so, adesso dice che il manco perché gli ha fatto un corso ai porti, gli ha fatto Un taglio. un taglio. Mi aiuta perché non sono buona a No, spiegarmi. si ricorda molto bene, sa bene. Non sa. E ora là montava manco. Adesso. Sì, perché era il broco, Invece una volta e una volta veniva su, in casa, dove che stai? da Gaffo Ma io tutto che vedeva c'è l'acqua. Io altro che c'è l'acqua. Anche se pieno raccolti in canali che venivano tra campi e terra, dove il muoia. Perché gli era su sviluppato, cui ha fatto parte, sei fratelli. Dopo passa come se ne spiegare, lo capisci come che si fa. E ora, e quando che venimmo sturco, formento, quel che gli era tutto storto. Gli era in De San Piero, perché abbiamo finito a tagliare un campo di formento. Sposare, dopo sposare. E gli eravamo venuti per fare bignoni, cose che gli I megliori, sì. portarle fuori a fare bignoni, se mi sono un temporale. Insomma, non ho fatto ora fare niente, mi ha su un brentenone e mi ha portato il formento tutto fuori, poi sì, per tutto non so dove sia andato. Era il 33? Che anno era? Il 30, 33? Sì, era... O il 28? Beh, insomma. No, mia figlia era del 25. Sergio. Sergio, Era già grandetto. Aveva 5 anni, sì. Mago. E c'era stato io del 27, 28, essere stato. Vabbè, insomma, che anni ha? Che anni ha, insomma, era. E era così, e ora siamo stati fino dunque del 15 sono via dopo sposata a 23 anni. Quindi l'ho sposata a 23. A 20 anni? Ah, sì, a 19 anni. 19 anni, il 22 agosto compio gli anni, il 1 settembre mi l'ho sposata. Oh. Sì, era. Se il corso era sul stato famiglia, mi ha messo 18 anni, neanche a 19. Io sbagliavo un anno. Ma perché dice finché non si compisce, non si là. Anche non spiace, mi dicevano i dottori. Dice tanti anni no, perché non mi ha compiuto. Ovvio. Così. E insomma, Allora, si stati fino a che anno ora? fino al 73 che siamo stati là. Perché il marito si era mai e allora quando non più suo, non su. E se non su anche dopo a portare a terra, perché faceva lavorare allora. Quanta terra che avevi in ultimo? E 3 campi di terra era. E allora sono venuti qua. Ma in che anno sei morto suo marito? 10 anni tenuto. Un poco? Dell'83. E gli era della classe? 98. Ah, 98. E aveva vissuto tanto? Insomma, perché tu hai detto,
e credeva fare ancora, diceva che aveva fatto un croio, aveva fatto un croio e non sapeva rimettersi e ora per forza era toccata. Se avevi demoralizzata e se venivo via dalla terra? Sì o no? Sì, perché lui aveva passione e poi lui si aveva buttato anche a fare come mediatore, a fare campagne, robe così, insomma, si aveva buttato anche. Capisci? Andava bene abbastanza? Insomma, appena sposai dovevo debiti perché io si toccava un tocchetto di casa, anche io. E allora tutto il tocchetto di casa, veniva il momento di sposarsi, e ora in casa non puoi andare perché era 13 fratelli, perché sono passati sposato 2 volte, però qua prima ne aveva 6 e qua seconda ne aveva 7. E ora mio marito sarebbe stato da seconda, perché qui prima ancora, qui la seconda era cattiva, che era grande, e ne era in America, ne fuori, quindi era solo che 3 qua, di la prima femmina. Chi sta essendo lei, sono morti, ma i suoi famiglie, i figli, sempre buon anno. Sempre buon anno. Detti Mattietto. Dite Mattia. Oh. Si chiamavano? Mattia. Da casa, ma Mattia, sì. Vero. E loro mi chiamavano queste bestie. Ecco, no, ma mi conta ora come l'ha fatto a conoscere suo marito? Mio marito, ora che io dica, non stava a mettermi le crani. No, magari altro. Mio marito stava là, onde che eravamo a casa noi, stava là, e stava, mi piaceva arrabbiare, dico la verità. Capito? E era casone? 7 anni. E era un giorno, sono passata per là e io ero a bruscare sottoterra, però stavamo poco distante da Euri e a noi che stavamo lì era come da qua, neanche accaricciò, che è forte già qua, era poca strada, ma io non ho mai conosciuto, mai avuto reazione, mai. No, mi trovava. Siamo a casa, perché questa sorella era amica, ecco sua mamma poi veniva sempre a casa nostra, mi diceva sempre gusta te canti sempre, ti si conta, mi diceva Rosa, cosa vuoi che fa? Da mia età pensieri io ti ho ragione caro, ti ho tempo per ti ho tempo, ma te mi piaci perché ti hanno bella usita, mi fa comata, perché aveva amicizia tanta confidenza con noi. Allora un giorno sono a casa sua e mi sono passata, era tutto usato che buscava, la conoscia, non sapeva niente, e sembra che diciamo, signorina, dico guarda, io sono io che diciamo, che era bene fatto, signorina, era molto in giù, ma scusa, ma chi è che diciamo? Ah, io diciamo. Cosa avete voi? E sono tornata in Rio due Passi e mi sono attaccata a parlare. Così, ma non parlare dei attacchi di amore, capisci cosa. Così mi ha detto, la metà parese, ma io non stavo a farmi come magna. E ora mi ha detto, vai a ballare stasera. Ma io non so perché non so se mi dico di mia salute, perché se andavo fuori neanche da mia mamma sa. Accompagnarla? Andavo vespero no, però mi fermavo 2 ore così, ma a sera magari sta mia mamma e un'altra anziana che sta poco distante, per quando che erano fuori, era che veniva a rimandare a mio papà. E gli diceva, baby, a se Maria, che stasera andiamo fuori con tosi in tocco, e a Sofia, dopo da vicino a me c'erano altre 2 o 3 amiche mie, ma sì, Tonina, neanche a veni. E ora lei fuori a sera dopo cena, lei fuori a fine 10, 9 mesi, accompagnare. Da mamma? O dai sorelle? Questa compagnia, insomma, insieme. Ma non con la sua mamma? Mia mamma e che altra donna con Sofia e ora che altre. E dove andavi a ballare? E piove che lì.
All'osteria. Qui è che gente adesso è Piope, Ma era Perer una volta. Come per Una volta era Perer del nome, che ha a bottega di colori vicino al municipio Treviso, che è il Gobeto. Il Gobeto. L'Unosè Perer. A bottega sua. Come io non so per E il Gobeto non è? È il commesso. Ho capito. Il Parron era Perer, si chiamava il Parron. Ho capito. Che dopo... Ho capito, anche sta osteria No, è Piope. era venuta era così. Ho capito. Insomma, quello era il ritrovo, era il Piope. Era il Piope. Ma che era dei Piope, grande, ora cosa che Sì, era? Corea. Poche che ne Piope. Dove nessuna parte va passa la strada, ma rossi, alti. Che ne sei adesso c'è un certo Giacomini Ho capito. che fa mangiare pesce, roba che era contadini da casieri, conoscevano, mica qui. E ora È andata a ballare, insomma, è piacere. nata. Metà quaresima. Da Quaresima e ora caspita cioè era se vede che gli era anche io e io torno su baiare ma niente come fai a fare un altro mi navo mi sera e cosa qui suonava sempre e ora da dentro i miei compagni che Guillermo e ora fanno interessanti così una festa vado dentro è vero che mi diventano super come che l'avevo pigliato qui ma non si parla allora c'è il momento che l'ho conosciuto ma rimanesse da conosciuto e allora ogni tanto mi torno su baiare così ma forse mi ha messo a ragionare ma mi non voglio perché ho non voglio ancora di 7 anni voglio impiantarmi no voglio essere libera mi voglio perché è gioventù che posso volere adesso come mai e ora ma mai staccai sempre in attesa mai si vede che in un momento dai che lo staccai insomma così e allora siamo andati avanti 2 anni ma che bai cambiava? Che bai era principale? Era il Vice Ultra ma l'Ultra il tango il Dash il Dash come si dice? il Dash sì un baio che si ballava così prima di fare il giro cioè, dopo si muoveva con una mano e ora si fa Drio e soni se mi sembrava Ho capito. e il tango e il Vice c'è stato il Vice liscio ma giunca come il Vice Ho capito. si ballava E che canzone che piaceva sempre cantare? Che canzone cantavi allora? mi? Cantava di tutte le sorte ma cantai Cassetta 1988 16A E sta mi porta bene? Molto bene. Ma se dice ma era se dice che sono queste barche no, ma ste canzoni era ad esempio mi diceva Barcarollo. Come si sto Barcarollo? Proprio vedi se si ricorda. Barcarollo mio caro Barcarollo ne via che voglio andare alla mamma mia per contare l'isola E dopo? era il l'isola è stato quello che è nato un bel bambino era bello e così carino somigliava ai Barcherò E tutti quanti anche se ricorda, non so, cosa cantavi ancora? Io che andiamo a montagna, guarda bene che non si bagna. Ah, sì. E dopo? E dopo mi cantava tanti, come si diceva, tutte canzoni che si fa coro anche. E perché tutti insieme, ste tose? Sì, anche cantati? anche se andiamo a
Fioretto, la sera, che non c'era cosa cantare, sempre cantando. Ah, perché andavi a Fioretto a maggio? Ma sì, voglio fare la nostra famiglia. Vorrei che ne vanno, ma chiesa? Anche se ieri con i barcari, perché dice che i barcari non andava tanto in chiesa. Ah, ma i barcari da fare, perché quando che mi voi in linea a ordinarmi queste barche, perché tanto veniva un convoglio di barche, un convoglio sarebbe tre barche, tutte attaccate una avanti l'altra. A dimorchiatore? Cosa veniva su? No, anche con i bestie. Ah, ma i bestie tiravi anche 10-12 E peli? era attaccare una avanti l'altra, lo dico più. E tirava 10-12 barche? Sì, io rimettia 4-5 peri, stava su tutti e dopo... Fino a Sendon? Da Sendon. E poi dopo metteva un per una, volve. Si era carico, ora secondo che aveva 5 peri, 6 peri, 4 peri, del quintato che aveva. Ho capito. Se ora andiamo a ordinare, appena che veniva, andavo a ordinare subito perché c'aveva e anche scomodo, è vero. Quando era buona a correre in bicicletta mi toccava andare a piedi ed è corsa, e dopo quando aveva i fiori. E era piccolo mi toccava portarmi sue spalle. Sergio? Sergio, tocco per avanti, tocco a cavallo di musa, ed è corsa perché era buono a correre in bicicletta, no? Ora che io mi va questa cosa si appare a Sima, no? Si chiamava Sima ora. E dopo arrivava a casa prima che arrivasse, allora mi stanno a casa e vedere che era qui gli alberi, perché dagli alberi alti, insomma, gli alberi alti come che antenne, gli alberi, e ora vedere adesso di qua, e ora mi stavo a casa, quando che vedeva che era i bestie, che era, ora mi parecchiava, ma sta pronta, c'è pari a Sima, e ora c'è pari a Sima, e intera, e mi dice, ma adesso queste bestie, così che puoi fare che arriva, suonava ordinale, suonava, sostava, ma non avevo di pazienza se era anche di sta perché per i campi, ma i giamani ora aspettava anche qualche tre quarti d'ora, ora chi viene basso, chi va per i campi giamani. E ora tante volte veniva a fare comanda, ma comanda adesso queste bestie noi i vieni, vedrà chi viene, e se no sa cosa fare, e va a vedere da chi è andato, e va da Sessiotto, e va alla fava, da chi era andato a me. Ero dei voti in anche a vedere, dei voti in spettacolo. In osteria? Dove aspettavi? Casa sua? Ah no, in barca. In barca è cosa mia. Dei voti qui che era come, parlava come qui che era da Sendon barcari. Da Sendon. Dio Genova? Ah, lo conosci? Ho sentito dire. Ciò, altro che Genova. Rossetto? Rossetto, Bepi. Bepi Rossetto? Bepi Rossetto. E un calcio sotto che era delle morte, sì, e dopo... Chi era il Cesotto? Cosa Sponcia? era? Sponchia? No, Sì. Carlo Spuncia era da Casale, Carlo era dietro, suo fratello, stava a Casale, E il Cesotto chi era? e era cosa che chiamava, mi chiamava Ciosotto, ma non mi ricordo più il cognome, stava davanti a Cesare Sandone. E così... Aspettava finché arrivasse queste vacche. Ci arrivava. Vacche o boh? Boh, anche, sembrai. E ora se ma in 3 famiglie, e ora metteva per uno, un per un altro per in altro, tutte quante, fa per su il numero di peri per queste barche. Qui carri che voi avete picche, poi era i bucei, poi era i battei, i brancoli. E i branqui, cosa sei? Chiamava il nome, chiamava Nano Branqui e suo figlio il nome Bruno. Ah, era dei barcari? Barcari, era battei Triusani, gli diceva. Non so di chi c'è stai, non so se stai di Piovosano, non so di chi. Qui era più piccoli? Era piccoli, veniva su sempre volti. E ora ella sapeva quanti peri de vacche e de bocche che voleva, Sì. in base a quello che diceva il barcaro a Era il lei. quintato che aveva Cosa che diceva il barcaro? Quello arrivava a avvertirla. e chiamava, come Marisa arrivava che sei. Come diceva ora? Si dava o come? Da deade a sponda? Eh
così, di adesso. Cosa dicevi ora? Ma come Marissa era andava da arriva e rispondeva, guarda che a tal barca, perché i barchi via tutto il nome. Era uno che aveva il nome Emma, uno che aveva il nome Augusto, uno che aveva il nome Vittoria, uno che aveva il nome Maria Risorta, che era spunta da Casal. E tutti insomma questi nomi. E anche cosa da fiera che era Tony e Sofodei, non mi ricordo più da fiera. Non mi ricordo più il nome, ma sai che dici che parla con i corsi, con i conosceri, non mi ricordo. Insomma, così te che diceva ora? Così? Ora è a via di corsa, chiamavi, attraverso campi. La strada. E andava anche per attraverso campi, mi andavo che sapeva che era a casa, andava anche per attraverso campi. E famiglie mega di te? Ma la strada? Sì, sì. E erano tutte famiglie Drio a strada ora? Drio al cinema? No, in campagna fuori. A strada che va dietro al Saio, che passa per Luvignano. E erano tutte famiglie di anni della strada. E da Casiero, sai? Sì. Come Giulio, come fa Casiero? Giuliotto. Giuliotto. Ma toccava fare un tocco di strada ora? Si immagina, Giuliotto, squadra vicino a chiesa. Giuliotto, sì. Questo c'era in Spagna. Scusa, dopo venissimo a imparare pure in scritta. Ora mio nome mi era tutto, neanche tutto, e aveva una bicicletta di quelli da bersaglieri di soldati, corolla fissa. E ora andavo con quella, sai quanti capettoni io? Specialmente quando andavo da Michione, che stavo in Rento, e poi c'era rampa, una su era, e mi batte la rampa, ero venuto su, era la fissa, andando sul posto, e era non grande, possibile, ma ora metto in Rento, fortuna che non si fosse stato questo traffico dove si occupava, perché non aveva niente, e dopo vinse mio marito mi ha comprato una bicicletta, la femmina, e ora mi ha fatto fare un portabagagli, e ora mi c'è pasto tutto il tempo, io sentavo sul portabagagli davanti, e mi ho portato io per tutto, non devo andare. Quanti fiori hai avuto? Dove? Uno serve, uno? A Maria la cosa era stata. Sì, e ora mi portava trio. Perché aveva da pagare i fiori, aveva da fare comandaressa, aveva da fare a casa. Quante bestie avevi? 2. Attaccavi anche ai vostri? No, qualche volta tira qualche buccia, qualche battello, non so parte grande. Avevi bestie da latte, avevi da casa, mucche, non buono. No, bestioli da latte, insomma, per latte, che avevamo stasera, avevamo da cena, il foraio da latte. Ho capito. Dopo ci ho allenato a scuola, come si chiama scuola, che era pigiamo perché lui è nato il 25 di maggio. Sì, Del 1925? Il 25 di maggio. E c'è cosa è nato al 31 di differenza di 6 anni. Ho capito. Perché gli era Ia? Che problemi? Problemi? Malattie? Malattie, non so se si è sposato. Sì. Malattie da donne, Sì, insomma. Ha avuto difficoltà? 13 anni sono avanti. Vostra? Di cui ha Tagliato tutto? intervento subito di 19 anni. Ma che quindi- sei molto, no, professore? Voi... No, sei di qualche cura si ha fatto interventi, no? Bravo? La faccia comunque a volte, sei di qualche cura, e ora me la vengono a cura. Ora sono avanti, e dopo un anno di cura, insomma, dopo 2 anni di due fiori, insomma. Ho capito. E che scuola... E ho detto, replica un'altra volta, e ora sono a vita, e io ho detto che sono venuta a fare questo intervento, no, poi avanti, e no, esistiva no, sono avanti con cura, e dopo si è anni in un'altra direzione, e dopo replica, non so, le scuse, No. che fiori, Sì, come fiore anche a me, quindi non tanti. gli sposare, Sì, magari... lasciare su, no? Sposare un fiore la donna. No, abbiamo un fiore avanti. Ecco, e l'ho cosa avanti, insomma, le 30 ore, Fatto un intervento.
No, mica aveva 32 anni, Sì, sì, ho capito. mica aveva 32 anni. Io era il 36 È 30 sì. che mi avevo fatto. E ora sono con tutto che aveva da dire a questo, mi dice il professore. E c'era non so se lui lo conosce. Hoppoker. Famoso Hoppoker. Lo conosce. Treviso. E lui sta a Treviso chi era? Mi stavo a Sant'Angelo. Ah, bravo, mira. Da Barbon. È vero, sì. E allora, perché mio marito mi dice, ma io mi ho visto con il drento, insomma, sono lì fuori. E ora mio marito, e che dice, professore come sia? È buon'anno, mi hai toccato male. Ma che professore? Perché caro sua moglie è cosa mi sa male. Perché ormai era sempre a fare addosso. Io perché io dico, sempre dire con mi avviso, devo dire l'intervento, ma mi avviso, se si contenti io faccio, ma mi ti garantisce la donna no. Addirittura. Non è così. Garantisce la donna no, perché io sono rimasto in due. E era no, qua freddo sempre rosso, e lavorava sempre sempre. Non è anche nata. Ma cosa che avete ora di preciso? E vai e butto. Ma Ma una specie di tumore o una specie? no. Diciamo, non so cosa è, ne ho ordinato le robe, insomma, sta meglio che dopo sono sta in stato di fiore. Sì. Sono avanti che cura ancora perché mi sentia sto male ancora, e ora sono avanti che cura. Non ti dire una cosa dopo. Dopo ho fatto Ma lì. sta bene sempre stato. Andavo tornando sempre ai vecchi su quel barco, come un vado che piccava così. E dopo l'altro saltava, zona anche. Mi fiori che era grandito. E mi dice sempre, mamma mi ricordo sai quando tornai intorno, poi sempre ai vecchi su quel carro. E mi dice, mi Ho ricordo. capito, così che ha fatto questo intervento Ha fatto tutto l'intervento, io si era cavata. e ora mi dice, sempre, scemo vai la mia marito. Però dico, sempre per questa vita, per 30 anni che avevo avanti di più. E si è fatta la volontà del Signore, l'ho fatto così per me. Si è fatta la volontà del Signore. Miro fiori o buo carico. E se adesso sono le commissioni, il Signore farà io. E metto siamo su, cosa voleva dire? Non è che sia di qui così, ma cosa voleva dire? E mi dica io adesso per intelligente più di me, quando si è stata in commissioni, del Signore lo si dice, nauco. Perché era anche giovane ben, insomma, aveva 30 anni, insomma. Era nattosa, giovane, insomma. 32 anni aveva. Ma se era. Comunque dopo si era ripreso come salute. Stabile. Ottimo, questo è importante. Ecco, ora Stabile. ritorniamo ai nostri barcari, se no non finiamo Sì, più. bravo. Quanti skei che davi a ogni vacca che veniva? Come i pagavi, sti contadini? I contadini barcari li pagavano. E ai contadini? Li pagava 20 skei. Sai, se non c'era 20 skei. Ma poi gli pagava, quindi era su, finalmente gli arrivai 50 skei. Ogni perde vacche? No. Ogni tiro? Ogni barca insomma. Non i peri, no. Ma era un contadino, Valtri, cosa che davi al contadino? No, altri? No, c'è niente il contadino. il contadino pagava i barcari ora? I barcari trovava il contadino, sì, i barcari. Cioè Valtri ora già pagavi i skei dal contadino? Come? Dai barcari perché andava torno i bestie. Ho capito. Ma i bestie, il tirante lo pagava il barcaro. Quanto che davi al barcaro? Il barcaro, se era una barca vola, gli dava 5 franchi conforme alla grandezza che era, e se era carro gli dava tanto per terra. Cioè quanto era? Per terra gli dava, non so, 20 skei, 30, io rinavo quei 5 skei, veniva adesso, ma loro cosa vuoi? 10 franchi ora, 10.000 adesso. Ma
Ho capito, e era i barcari direttamente che pagava al contadino. Sì, pagava, Il barcaro pagava sia Valtri che il contadino. ma non mi pagava perché non A chiamarlo, vecchi. E lui mi pagava perché gli tirava su. Ho capito. E regnava chi si fermava da Toso, sto qui, chi andava a Iara, regnava in cava da Barina, chi era cari di frumenti andava da Nimandei. Sì. Sento nominare A chi era? che adesso non so chi ha più detto, ma lei tanti Fermo, anni sì. sarà. Sì, sì. Ma alla fine conti a Roma. Valtri, tu i No, vostri buoni, no? ma Dopo che era... loro- Valtri vai fino a Fiera, fino a Casier, là Valtri. Mia Casiera. E invece dopo la Casiera era qui da Silea, da Melma diremo. E chi era comandare adesso? Ah, non so, Melma, non so chi sta in non ho mai saputo. Ho capito. E prima invece fino a Sendon chi che era comandare adesso? Nessuno veniva il barcaro che veniva a chiamarmi a ordinare da me e io andavo a dire anche alle famiglie Ah, si arrangiava il se barcaro. andiamo al barcaro. E perché da Valtri invece... Perché toccava venire da qua no, a chiamare le famiglie. Ah, E toccava passare sì, venire da qua e andava alle famiglie al barcaro. ho capito. E quindi andava poi a Sendon, a Vesterita, sempre il barcaro veniva basso uno della barca e ora andava a dire a Rivalta, Casal, e andava a dire, siamo tante barche, ora toccava a Rivalta e veniva a Sestia, poi veniva a Resterita e a Resterita veniva a Sendon. E da Sendon ora veniva da qua perché a Restera era da qua. E io da qua andava su a Casiera, Fiera dopo che era qui a Silea qua, Ho capito. che andava. E andavi abbastanza d'accordo Valtri con questi contadini? Sì, sempre. Qualche baruffa ogni tanto? No, mai. Questione? Era tutta la famiglia. E poi non avete bei senati, sai. Come? Qui contadini, anche qui barcari. Facevi dei sene? Casa mia aveva una cucina grande. E fino a dei bei serati, baiar, sonar, mangiar, anche i contadini, il totale di poastri, non poteva fare perché avevano gli altri insieme, e veniva le sue femmine, le case dei suoi cari, veniva a farla mangiare, e la sera si mangiava, che era pasta asciutta, che era niente, che io ordinavo a fare. E ora si baiava fino a mattina e mangiare, bere e baiare. Quando capitava queste robe? Se capitava anche alle settimane alle volte. Ma vi era una festa, un'occasione? No, così una sera come pure stasera. Ma non durante la stagione dell'estate? Quando? Anche a l'estate, dopo finire i lavori, questi contadini venivano. Era un punto di ritrovo o era davanti? Bravo, un punto di ritrovo, era mio marito, era anche. Furbo? No, è ben furbo, era furbo, ma si aveva organizzati. Allora magari capitava un convoglio di barche che a sera ne faceva ora una via, lì ordinava per la mattina ora, la sera ordinava. E la mattina dopo finire, allora veniva su questi barcari dentro, ma no, via, insieme a cantare, erano qui anni. No adesso. Io signor, una riunione erano tutti, lei era tra lei. Viene era da Pordenone, viene era da Ferrara, da Rovigo, tanta parte questi barcari. E ora cosa facevi? Suo marito organizzava? Cosa organizzava? E organizzava insieme con questi tiranti, con queste famiglie, e lei diceva, facciamo una chiarigata, sì, era anche gente tose che stava vicino da noi, 5-6 famiglie, taccaia. E io le dicevo, che quando facciamo una baiava? Tazitose che facciamo, tazitose. E io, sì, ma quando siamo, ma tazitose che facciamo? E ora loro venivano su, i tiranti dicevano, facciamo così domani sera, facciamo qua, e la riunione si faceva su, e si baiava, si cantava, e tutti assieme. Dentro dall'altro o fuori sul No, cortile? dentro in casa mia. Okay. Aveva una cucina grande. Una grande che si stava dentro 50-60 persone.
con l'attore, aveva un carattere che e non vedevo altro. Dove sei, l'attore? E siamo io stavo tanta roba che mi ho perso. Ho capito. E era come una specie di osteria, insomma, facevi, una specie per dire. No, osteria, ma altro che avevo vino in casa, che sto facendo in casa. E lo vendevi ora dopo in queste occasioni, lo vendevi e vini? No, Cioè, no, era anche delle spese, vuoi dire, a parte le feste o no? e niente perché la roba ci portava la gente. E anche che avevo il vino in casa e vendevamo sì, perché avevo tutto grito. E piuttosto prima tanto, non so se avete presente a Osteria Pallone. Treviso, Osteria Pallone. Sì. O vendevi là? Sì, mi ha sempre raccomandato dove altro che il green vinto, Vin grinto. e dice sempre che chi vada a mettermi via sa. Chi era quello del pallone? Però. Prima era uno che era nome Ernesto e dopo io cambiato, allora che era ancora un mio uomo che lavorava, era dei chechi di casa. Adesso non si dice che cambiare, aveva due fiori e faceva da mangiare un panini, no? Da mangiare proprio. Ho capito, ma insomma facevi queste gran feste insomma a casa, spesse volte, tante volte. Sì, spesso facevamo perché non c'era televisione, non c'era niente. Gli eri di allegria di casa, va? Bravo, sì, d'allegria. Non gli eri i musoni? No, mio uomo piaceva stare in compagnia, sì, piaceva. Vicino che non aveva né di fumare né di beva. Lui lavorava altro che per famiglia. E qua scusa che intanto stava là, intanto aspettava e portava pazienza per le vacche, cioè mica aveva pressa sti barcati. No, intanto aspettava, vuoi dire o no? No, ci facevamo a sera che non veniva, i barchi ci arrivava a sera che ne faceva ora, andava su e si fermava e stava a notte, no? Ho capito. E stava la mattina. Perché i contadini, l'orario che tirava, qua ieri? È tutto sempre l'orario di sta, veniva a basso, poi era 4 mesi. Di mattina? No, di sera, dopo mi sono qui. Di sta. E di mattina si veniva a scie, perché c'ho i vestiti che aveva in motore, poi caldo per era freddo, a tirare le barche. In acqua i vestiti sulla restiera, la freddo, tirare, ma di sta e veniva per fresco. Dopo pomeriggio, dopo pranzo? A mattina. A mattina presto? Presto, e dopo pranzo stesso che comincia a fare il caldo? Ah, non in pieno mezzogiorno? Oh, di sta no, Dove erano gli alberi, di Orestera? Oh, che alberi, ma vedi, camminare sul Brusano, ma i barcari però mi sapeva questo che quel caldo non li attaccava, insomma non dava. E cosa facevi io? Stava fermo? Stava in barca, andava in osteria di là. E aveva l'osteria, era mio cugnato stesso, che aveva l'osteria e a palco. E ora camminava. E ora andava a passarsi mangiava in barca, perché io ridormivo, mangiava in barca. Ah, perché i contadini camminavano o di mattina presto o a sera tardetto? Di sta. Invece questa stagione qua anche? Questa stagione qua noi veniamo anche ai 10, 11 euro questa stagione qua. Ma che il proverbio cavallo de restera, uomo de fornasa, aveva mai sentito dire? Sì. Come ero? Diceva che bestia di restera e uomo di fornasa era la vita tutta. Perché era fatica, allora? Fornasa è pesante. Sì, ma è restera del E freddo. il vestito di restera era pesante anche, perché si immagina che toccava questi vestiti con un per qua. E ora questo aveva così. No, si dice Timossel, e allora già era lungo 2 metri, era il Timossel in punta e aveva come un ganso, e allora questo ganso è legato a corda della barca, e ora qua, era questo era questo Timossel qua, e era attaccato sto per di bestie prima, dopo questo per di bestie qua, era un altro Timossel. E ora c'era un altro per davanti, tutti così. Perciò quando che vesti. E un Timossel ieri attaccato direttamente ora? No. Fra un per e l'altro de vacche? No, quando chi veniva ci attaccava. Sì, sì, ma fra un per e l'altro sì. si attaccava solo il Timossel? E tipo sai, e aveva vesti, no,
vedi che aveva due, si diceva. Sì, il do. Due così a sul collo. Sì, No. non so. E qua, dal do, e ora che era il timosei qua. E ora questo qua, e che aveva capito, un ganso, una stiona che attaccava. Su che altro timosei? Che altra timosella. Ho capito. Come una caina. Come una caina. Come E una l'ultimo per de vacche che aveva a corda. è l'ultimo per attaccare, sì. Il primo che adesso mettiamo così a barca. E a barca arriva sta bestia, e butta intera la corda, e ora il tirante la chiappa e la isola sotto sulla bestia. E ora attaccava tutte le manche che io volevo, si era un per solo qui e basta, andava via. Che modo dei garga avevi sul Timo 6? Che gruppo facevi? Si faceva un gruppo così, reverso come un gruppo fisso. Ho capito. Sì. Ieri a Sima chi attaccava? No? Una corda da ferro, Ah, la corda di ferro era? No. Non le canevo? due volte gli recano. Quelle piccole magari? Sì, no? Qui chi buttava Per fermare? a cima, gli era grosso così. Addirittura. Gli era grosso, doveva fare due giri. La barca e l'acqua proprio no? Due giri e dopo su sto giro che fa così e così. E dopo la tirava. E ora non si muoveva più. Qui era a Sima. Quello era cima. E quello che attaccava alle barche era del ferro. E anche del canavo. E come si chiamava? Che nome avevi? A corda che attaccava ai barche? A corda, insomma. Ah, non aveva un nome? No. Non era come a Sima che aveva un nome? No, sì, a cima dice che perché si legava intera, ma quelli era a corda. Quei corde di ferro gli era pericoloso perché egli era anche che aveva tanti spini come ferro magna e spuncioni, capisci? E aveva tanto riguardo perché spunciavano, cioè fare preciosi e gli era da quei 9, il tocco gli era fatto Ma quelli non occorreva ingropparli, che era un ganso o quelli? No, là, proprio sul Consell. Anche quelli di ferro? Sì. Quanto grosse eri? Come un deo? Quanto grosse eri queste corde di ferro? No, così. Insomma, cosa Come questa? Cosa conto così, così anche. Beh, grosse era. Era cose grossi. 1 centimetro? Sì. E mezzo? Era grossi. Come un deo, sì, dai. Si fa a corde perché sennò se si spazza la barca a in giù e si corre tira la giù. Ande ferro era, tante corde. Tante di ferro, tante, sennò era del cavo. E se a barca si rompe una corda, oppure che a barca va in giù, cosa che sia, è sempre una brutta in scarsea ancora, perché se a barca si fa qualche errore, se rompe la corda o qualcosa, tira in acqua anche le bestie. Anche aveva i contadini. I contadini sì. Beh, ma il ferro noi lo tagliava mia qua a brito Ma il ferro, per modo di dire, era difficile che si spaccasse il ferro. Ma insomma... Aveva i branchi e barche, in parte no, aveva i branchi, gli dava a corda perché era sedia, e aveva a pupa e a proa gli diceva. E ora a pupa era il timone, Sì. e a proa gli erano... Ma altri attaccati a proa però, e vacche, e corde, era attaccati a proa, davanti, Davanti? non da Dio. No, davanti, sempre davanti. Quante corde? Una. Una sola. E si era come che era a Cabara, che le dico che era grande, e allora attaccava due corde. E allora diciamo 5 peri su una, e in altri 5 o 6 secondo che era su un'altra, Sempre per davanti? sempre per davanti, e parliamo per la trio, il timone e il tiro. No, pensavo che magari anche mi aiutasse. E ora davanti gli erano dovuti fare da mangiare, e da trio gli erano dovuti che aveva chi dormiva sotto. Io sono stata tanti anni a Bucurai, non aveva nemmeno mi diceva dai Gusto, dai che andiamo a vedere come che sei in barca. No, perché mi pare di essere stata. Sì, sì, impressione come? Impressione, davvero sai, impressione. C'era tante andavo a vedere, sai. Alle volte gli era male, e ora
dove mi ci sono i barcari lì, si mangiano via. Nato là, basta. Era Cassetta 1988 16B. caro. E andava su quel ponte perché era Argo, era il ponte per la sua. Ah, toia, insomma. Era in barca, era in aria, cosa diversa che era. Altro che una casa. Altro che una casa. Tanti dove la famiglia sta in barca. Ieri c'erano da casare, che così hai, i conosci. Anche i bei qui, conosci i bei qui, no? Beh, Cerne sì, tanto. Cerne, mi dica Cerne. Continetto. C'erano ma stava a casare. Sì, sì, conosco. E la via Scipio, io era tutto in barca su una burcea. E delle volte d'inverno di stare a casa, poveretti, gli erano capiti, poi di stare avanti, io prendevo a casa, io ero tutto in barca, su una burcea. E mica lei a casa sua, sì? No, perché io ero tutta la famiglia in barca. E dopo si era trovata. Quindi erano diverse burcee, cacca vari. Cosa portavi queste burcelle? Chiara? Sempre Giara. Sì, andava a portare Chiara, Sabbione, questi ordinava da portare. Ho capito. Ma qualche tosa ogni tanto si è fermata dentro anche a questi barcari? No, una vacchetta insieme. No, ma ne era birbe un pochettino tose con quei barcari. No, ne aveva amicizia, loro ne aveva confidenza questi barcari. Ma diceva, ma dici cocchetti, io dicevo sempre a se potevano altri, e amicizia perché chi era tanto familiare, parlava, contava barzellette, discorreva, questo era un uomo, non che adesso fa insomma, ma un uomo che stava allegro, capisci? Io gli ho fatto la confidenza così, ma lui sta in barca, era nato per io, ho fatto per lui, anche in barca mi contava, sai, perché mi sai, studiare ragioni. E mi diceva, come sei dentro in barca? Così, quando arriva una barca per meno rovina. Una volta che altro, finché in un momento che si va qui che conosceva, e davanti, Stefanati chiamando davanti, no, Carlo, coso, Sponcia, che si conosceva, e gli diceva, guarda queste cose qua, io vedo la barca, sì, che vieni. Nessuna era sposata dopo barcari, nessuna? No. E sa che no, che stava davanti, no. E era contadine però? No, operai, gli uomini che lavoravano in fornata. Ah, e ora? E lui era a casa, non era come adesso che andava a lavorare, che femmine. Non era niente caro una volta, qui fornare o servire. A Treviso? A Treviso servire. E era una famiglia che stava vicino ai Pioppi, che a vista andava con suo padre, suo zio, suo fratello, in fornasa, sartapiere, palle e via. E d'inverno andava a servire Treviso. Che famiglia era? Si chiamava Amadio. Dell'Ubignan? Vicino ai Pioppi stava. Sotto Casiero o sotto? Sotto Lugnan. Lugnan. Amadio. Casier, e Pioppi da Casier segna sotto Casier. Ed è proprio in qua sotto Lugnan. Amadio cosa era? Egli era vicino altre dopo, una sa sposare, una sta solicana, una sa sposare. Ma del nome cosa era? Amadio o cosa? Una che ha nome Maria, e una che ha nome Emilia, e una Emma. Tre sorelle. E di sta andava in fornace? Non sa caro, a Salvattiere. Da Taberlotto? Farmalta. E ora? E Mario? Dopo maridai, che sposava così, anche altri così, a Salvattiere e Farmalta. Sempre? Che io in mai, e ora andavo a casa, che vite, che fa fuori, che fa capito. Anche la comandaressa che ha fatto le sue vite? E le corse, non vado a marcare le vite.
perché mi non mai porta a casa l'inverno, sempre descalza. Ma aveva freddo. Ma che freddo, sempre così, e descalza qui però, no, con i piedi per terra. E vengo a casa da ordinare, e mi dice sto stai via. Mi dice, guarda, non lo gusta, non cambio, prima descalza, e andava a giocare, vede, si chiara, andava a giocare. Mi ha detto, Tonino, dove è freddo? Io ho detto, io conoscevo per nome, mi chiamavo. Vedeva, ha detto, è freddo perché vede, c'è bronza intera, Ziabrina, ha detto, Ziabrina. E mi ho freddo e ho detto, e qui che cammina dritto al posto della barca, io scusivo io la barca perché il barco era carico, i busi del parco che ne avevano ballato. Poi andare proprio per in acqua. Io, a giocare con queste femmine. Mi era misura che veniva a casa da ordinare e lui andava su. E era inverno? Inverno. E io ho detto, Mario, guarda, vedo che si picca questa barca, la fatto ora su per imbarcare, e il padre sa tutti i nostri. Ah, Tonino, ha fatto il bagno Maria, e mi ha detto, gusta passato, e io ho detto, allora devi fare gli altri come io dicevo io, e nessuno ha cambiato, insomma, e mi ricordo sempre, e ma era una soddisfazione perché se parlava, tutta un'aigria, insomma, non era sto odio, sto cori, queste robe, tutti insieme era soddisfazione, era sacrificio, ma il sacrificio non era la cosa, tu non qui lavorano nel sacrificio, tutti gli impiegati nel sacrificio. Ma basta essere contenti. E eri contenti, insomma. Basta essere contenti e in pace, d'accordo con tutti. Non c'è niente. La tranquillità non c'è ricchezza che parla. E Valtteri eri un gruppo tranquillo, abbastanza, fra di Valtteri non è d'accordo? No. Qualche baruffo ogni tanto? Con chi? Qui contadini? No. Niente. Mite mi ha dato un viaggio che altro no? No, tenia conto se va che no. Dove c'è che carta che tenia conto? Non so, non so. Non che ha domandato a Sergio, e Sofiole? Dio sa mica no, perché dopo si è tutti motorizzati i barchi, Ho capito. lo fai in pino, Sì, anche sì. tu magari. E ora è una... Valtteri non aveva visto questa carta? No, di nessuna sorte. E quando andava su, doveva fare a nota. Ma a sera veniva a casa mio marito, tanti peri a uno, tanti peri che altro, tanta una barca a questo, due barche a che altro, e tanti schei. Tanti schei, tante barche su, tanti schei che risultato di accomandaressa del Parlamento. E ora mi llegavo a nota, e ora io e aveva sul registro, so carta, le notava, e ora guardava, domande tocca questo e quello e che altro. No, sempre qui. C'era tante barche che qui... Ma i contadini, le davi qualcosa anche a Valtteri? Sì, mi davo questa fine mese. Ah, fine mese? E mi dava 10 schei. In base ai giri, insomma. In base ai giri mi dava. Un tanto al giro, Mi dava. o no? No, mai mi dava perché teniamo conto dei barche, perché compartimmo i barche. Mi scompartimmo. Sì, ho capito, ma e quanto vedavi? In base a cosa schei vedavi? In base a cosa? In base che teneva le distrae. Cioè ogni viaggio gli vedava un tanto? Al mese. Un tanto al mese? Sia chi facesse un viaggio, sia chi facesse un tanto di viaggi, ora? Secondo, mettiamo uno su un mese che aveva 10 barche, mi dava 10 franchi per barca, insomma. Mettiamo uno che ne aveva 12 e mi dava un po' il mese, a base della barca che li attira. Perché caro, se magari uno aveva una barca di P e veniva a protestare, cioè a lui che dava una barca di P, così. E ora mi ho guardato sbagliare. O se no quel che era più bisognoso mi raccomandasse, diceva che dammi un po' no, niente, neanche un giusto, non sai niente, fanno che sto andando tutto. E ora mi lo teniamo a toccare l'acqua, cosa vuole fare? C'è di meno, tocca tutto sto viso. Ma nessuno mi parlava perché erano tutti poretti, erano tutti poretti, tutti bisognosi, di appaia anche. Anche il comandaresso? Oh,
Ma ti stavi bene però, meglio un poco. Sono stati, siamo sposati con debiti, sanno altri, perché mio uomo era un operaio, dopo si accavava la famiglia, 6 mesi prima di sposare. Ma poi sono mangiato per lui sposare, perché fra le fratelli, cioè, che altri in America, si era sposati nel fuori da soli, dopo in ultima era stato io in altri due. Uno che gli è un anno nato lì, e uno gli era del 9, Piceo. E uno, sua sorella, Che aveva il bar, no il bar, il negozio, gli altri fratelli. negozio del corpo. Il tabacchino, Sì, l'appalto. l'appalto. Sì. Io lei lavorava ora? Ma qui era per conto suo, era quello Ah. della prima donna. Non ho capito. È dato figlie da sposare. Ah sì, a proposito, avete due figlie, una che si chiama Carolina e una È Maria. una Maria. Dove stai che vado a trovare? Sta essendo Maria Verni, posso dire, Via Pantiera? di Pantiera si aveva. Dove? Avanti quanto? Vabbè. Partendo, Eh. se va per qua, muccia. Quanti? Figli da muccia. Cosa vuol dire? Quanti figli che aveva? Guarda la comandaressa. Ma quanti figli da muccia? E mi diceva, 4, 5. E oggi diceva, 8, questo mi sta in bocca. Ah, comandaressa, che brava. La tua era un po', si è comata un pochettino. E lui diceva, dai il bagliocco, comandaressa. Cosa vuol dire? Ischia. Come dicevi? Gli diceva, dai il bagliocco. Perché ora era sotto, gli aveva i baiocchi ora. Ischia, gli diceva bagliocco. E ora, il primo volta che sceglie la mia, e ora veniva a darmi, capiva che era Ischia. E gli dava il bagliocco, comandaressa. Il bagliocco. Ma che erano un po' strani I comandaresti. i comacesi. Comacesi, comaci. Si chiamavano comaci o comacesi altri? Comaci, gli diceva comaci, gli era da Ravenna. Eri un po' soldati, come E era? gli era buona gente però. Non lo so. Non vai mai capito, insomma. Lì adesso sta, che tempo che sono stata, ho sempre trovato buona gente e gli dicevano molto lui qualcosa, gli spalazioni, qualcosa, lo stima. Io non posso dire bene, io non posso dire altro che bene, perché mi era sempre rispettato. Sai cosa che voglio dire che mi sarà in mente avete? E l'uomo, e se toglie la confidenza oppure fa qualche discorso, o dove che li trova, chi gli dà retta. Ma qui è che tiene il fatto suo, non si avvicina a nessuno, Ma ascolta una roba, e gli è rispettato. faceva comandare adesso Mario, cosa faceva? Lo faceva anche io comandare adesso. Ma io lavoro come faceva anche lui, se gli era a casa andava qualche volta, se gli era a casa, ma gli era sempre a lavorare. Dove andava a lavorare? In Draga, la Marina, qua a Carniola, Cargana Iara, qua a Bahia, a Carniola, e dopo su un ponte, da barca, il ponte sulla barca così, è intera, ma su quel ponte e lo saltava rete in barca. Tutto a mano Tutto a faceva? mano. Suo Mario? E tanti altri operai, insomma, Ah, tutto a mano tutto a scavava? mangiare. Ma era più io che io che faceva comandare che andava a Torre. Allora gli era me sempre in casa, no? Lui era a lavorare, lui era sempre a lavorare, ma quando che lavorava anche tutto, fai tutti, fa di giorno, di notte, fa vai siedo e dai 2 ai 10, ora che mi giornata che era a casa, qualche volta andava anche lui, ma più parte andava lì perché lui quando che fa i turni e sa dai siedo, e loro era a casa mezzogiorno, ora a notte dormia a casa, ma quando che fa dai 2 ai 10, oppure dai 10 ai 6 della mattina, e ora dopo mezzogiorno andava in letto, cioè, perché a notte che toccava andare a lavorare, no? E tutto così, oramai in un turno che erano abituati, E i campi, non lavorava anche ai campi? erano i campi, proprio i campi, lavorare da corsa, e quando ti chiamava rispondeva perché io avevo tutti intorno a casa i campi, io avevo
Ma quando chi chiamava, era mi diceva, vengo, a mo' in terra perché io ma e la corsa a rispondere. Perché era magari, poteva anche che perdessi il lavoro, era pericolo che perdessi il lavoro. Per il lavoro no, ma sai, allora viene apposta, vanti uno perché dopo sa che queste bestie tardi che qualcosa veniva. E volte arrivava e aspettava anche le bestie che arrivasse le barche. Con fuori era già in questi contonini, di mistieria, che se era d'inverno rovinava bene, perché non era tanto lavoro, ma lì sta, aveva lavoro per campagne. Veniva su inverno e sta sempre le barche, più di sta però che d'inverno. No, campagna. Campagna che era del 28. Che il freddo del 28, non si ricorda. L'ho sentito dire? Perché lui, perché lavorava? Quello, 50 anni, sì, circa. lo so, lui lo vendevo da voi. Sì. Ma sta nel fin Pasqua, sai, Il 29? del 28, e crepava gli altri, il freddo si verzia così, Era il 29 che ho sentito lì. il 28 era. E come crepavi? Dal freddo crepava e si sciupava. Se rumore? No, scioccava, sciuc. E allora i vecchi non venivano perché a neve intera, a fagliasso di notte, no? E di giorno ammuovevamo poco, era venuto i cavalli. E eri buoni a tirare. Sì, E dove li trovavi i cavalli? I cavalli erano delle famiglie che avevano i cavalli e anche allora le altre famiglie che non era il posto di tirante, veniva a tirare gli ori con i cavalli. Perché i cavalli erano buoni sotto, non mi pensavano i cavalli, se i bestie non stavano in piedi. Ah, non capivo. Non è che gli mettesse dei socoli apposta ai bestie? No, ai bestie no. Era fino che era sto ghiaccio intero, venivano i cavalli a tirare. Ho capito. I cavalli. E dopo continuava i bestie, ancora insomma. Ma cosa vuoi? Era perché gli diceva i ciapi avevano una roba così grande, piantare sotto i piedi. Ah, aveva e ciappe? Ciapi si dice di ferro? Ma sbriciava qui. Cioè, e bestie che veniva a tirare che aveva sotto, Sì. ma avevi dei ponte come? Niente, dice così, ma perché sennò aveva a pecca come una mano. Camminare poi sciarcia che le nostre bestie. Anche per i campi mettevi sotto? Mettevi già i socchiati. Casa mia no, però sui campi. Viene quando vengo io. Sì, dove papà insomma. Sì. Aveva le onge normali insomma. Anche sì, oggi sì, ma sotto li metteva già anche le nostre bestie. Sì. Che aveva una specie di ramponsin. No, non venivano così, erano lisci così. E io avevo fiato di punta perché sa che i bestie e piego una punta come. E ora io ho fiato di punta. Ho capito. E ora gli piantava via 4 bugie, perché i blocchi così. Ho capito. Era E chi lo metteva sotto ste ciappe? Chi le metteva? Favaro, Chi era? Come si chiamava? Pascotto, non avevo capito, Pascotto Da Luvignano? Sandon. Da Sendon? Ora veniva di qua col passo? No, quel passo veniva a pieno, con bicicletta, a piedi. Ma se l'altro stavi di qua a Luvignano? E lui stava a Sandon e passava il passo. Ma no, quelle bestie, Sì, con bicicletta, con quel che lui veniva con sciorvini, insomma. Pascotto cosa si chiamava? Angio. Angio Pascotto. Soprannome come era chiamato? Pascotto. 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 E era il Favaro insomma. Cosa facevi ancora di Favaro? Sì, Per i mulini lavorava? No, io non credo per i mulini. Gli stava, robe, così, Tressi insomma. tresci, così, lei non hanno altri per buscare a volte una cagliera, anche appunto del solfato, robe così, insomma. E eravamo fra lei, era uno che lavorava da Stottoso, e eravamo fra lei e siamo di tutti Pascotto. Pascotto. A me ha detto tante belle robe.
mi ringrazio. Non stai, dopo che se mi fa la fotografia chiamano in qualche maniera. Non stai ripresa però, perché uno... Cioè, cosa fa Silvio da me non su Fiori, Sergio? Mi pare di lavorare robe meccaniche, mi non, Sì. mi pare. E fino da 14 anni è andato a lavorare? No, dei 14 anni già. Sì, così capivo. E dopo l'età finalmente che aveva, dopo sposare, che aveva su 30 anni. Ma poi si è messo in proprio. Dopo c'era sistemare in società con i soci, così capisci, ma non ha neanche detto che non sentivo in casa mia. E poi partì dopo lavoro nella scuola meccanica, A dove? alla Roccai. E di fine a notte a sera nato, presto su una finestrella dei vestiti. Poi si arrivava, e qua sì che era passare il passo, presto andava fuori dalla strada, presto sul balcone della cucina, che parlava mio marito era in letto allora. Non andava in letto quindi non sentia arrivare dalle sì, non sentia che si chiamava. E gli diceva, Sergio sei tu qua? Sì mamma sono qua ben bene, adesso tu zio viene torti, adesso tu zio viene torti, mi pigliava a collo, veniva a casa. E ora scaldare, si era bagnato, l'inverno scaldare il letto, con Monica, ma non andava in letto fino a non mi vedeva a casa mia figlia mia. Andava in letto e va in balcone anche sulla strada. Finché ho sentito, c'era un pelo di luce tutto scuro, povero cielo di Caetano. Poi era la luce là. No, niente. Al porto era descendo. No, era lì, tutto scuro qua. Sto povero cosa te, quanti pianti che ho fatto. Pensarmi, fa tutta la strada in cosa te così. E non veniva la mia abbondanza che adesso mi ha dato vestire, sai. Era in bicicletta andavi? In bicicletta. Vestiti Ah, buona? con i surrattacconi, quando che gli era capirando mia, mamma non mi vergogno, sapete, guarda, tutti a meglio, benedetto da Dio, come prima, siamo sposati con Leviti, perché come importante il marito ha fatto sposare la cucina, con Leviti, che anni era di dopo mio Franchi, quanti sei stati adesso? Milioni, ma quasi. E anche, quando vinse la cucinetta, e una camaretta che ne stava neanche in piedi. Era capito? E me l'ho sposato perché? E ho detto, mi sposo. Dopo 6 mesi che ero fuori, che in un anno non posso fare poi. Sua sorella era buttata. E io sposato in una fiera, aspettava su in una fiera. E era buttata. Insomma, il suo modo, ecco. E allora, mi si degnava in questi fiori, mi diceva tu sorella con questo, tu sorella con questo, sa come che il mondo è critica. E allora era questione in casa, che aveva due persone che non lavoravano, dicevano non lavoravano, non tenia tutti quanti. E mare neanche non guarda perché è picciola e anche fuori Italia, non è poco. E allora, e via una sera dentro la famiglia di cosa è un dolore? Voglio sposarmi, che adesso stuvo fatto lì da qua. È venuto lì e mi non voglio sposarmi, ho detto no, tu mi sposi a 19 anni, ho detto no, tu stare, ho detto, insomma meglio di gioventù, quanto che t'era? E messa, perché sono stata lì, se non se ne ha messa, era qui, e che allora la festa che dopo che imparare a vai e basta. Devo sposarmi, dopo finirmi con lo sposo. E lì cosa fa ora? Mi adesso parlo tutto pari, perché loro si chiamava pari, no, papà. E ho detto a parlare con te. Era tenero, era buono, non per dire ma era poi detto il morto sei miseria. Perché lui si era mai neanche se viveva 100 anni si era mai fatto insieme, perché li davano tutti gli altri. Veniva un po' rito, perché c'è che mare, io a quel nonno era per capire, si vede che io ho fatto per fare, io ho detto mi sono scampata, si mi andava ad ascoltare, dopo sono tornato e ho domandato, ho gustato via, e adesso io so parlare in cucina, io devo parlare,
mi ha parlato, perché io parlavo con padre, lei così continua. Ma no, ma lei dice che tu vuoi mio marito, perché mi sono giovane e mi caro una fiamma di vita. Cosa se sposai? Mi pensavo di sposare se sacrificai, non sei finito. E fa, dai, finalmente che mi ha convinto. No, che dico sincera, era il momento che mi ha fatto piccare, perché dopo 2 anni, che se va dalla cosa, quando l'ha fatto allora che io si pensiona, come si ti capisci. Mi ha fatto anche piccare, insomma, l'ho lasciato. Ma sa che maridato che ho fatto io? Sono via da casa senza tornare un volto di acqua, per dirmi poveretti non avevo niente, neanche un volto di acqua. Sono lui di un solo torna in casa, mi pare ne avrà parlare. E come fra lei, che i bisogni di me, perché si appivecchia di tutti, e siamo ancora 2 vivi, e dicevo mi pivecchia, e altri morti 4 fuori, tutti da un mai, non parliamo altro, in poco tempo sa. E siamo noi sposati, e avremo un cavallo, no, non parlo di altro, col cavallo, un sacco di paglia sotto il culo, montai sulla carretta e siamo noi sposati 4. Basta. E basta. Dove? A Luvignano? E Luvignano, sempre Luvignano. Siamo noi sposati, siamo venuti fuori, siamo stati a cavallo, siamo stati verso casale e una piova. E siamo noi dritti da un certo Rosina a casale. E ogni volta che mi trovavo, ciao Martina, perché siamo barbone di casa, ma soprannome mi chiamava Martini. Ciao Martina, tu quanto più la te per sposare. E mi diceva, cosa eri andati a fare a casale? Fare un pranzo? Siamo andati per casale perché dopo un altro, siamo andati a Briganzioli, a chiappare il tram. Una volta era il tram, noi l'autobus. E allora siamo andati a Venezia. Siamo andati a Venezia e io mi ho parlato. Mio papà e il fratello, che dopo che era il Sirio. E che altro mio fratello, che era dell'8, e venivamo nella casa del cavallo. E ora siamo messi patti e allora ogni torno a Treviso. E siamo andati a Venezia. Cosa è stato il pranzo? E mai bevuto neanche un goccio di acqua, neanche a mangiare drio Venezia. Io avevo un mesetto di vino fra mio papà e mio uomo e basta. Siamo stati là, su sta osteria, che diventi un vuoto. Dopo siamo andati fuori a camminare, finalmente in 3 mesi. 3 mesi non ci parlato l'autobus, il costo stavo là, e siamo arrivati a Treviso. E ora siamo andati a camminare a Treviso, non mi è salito. Siamo andati a camminare a Treviso, siamo arrivati a Treviso che era in settembre. Ciao, e 4. Si va a sposare che giorno di settembre? Da sabato. Sì, che giorno? 20 settembre? È il 1° settembre. Il 1° settembre. Del 30? No, del 20, del 23. Scusa, del 23, sì. È 23. Ai 21 più gli anni. E il primo me l'ho sposato. Era appena di 9 anni, e insomma. E cammina su per Treviso, fino a venire scuola. Senza neanche avrete in osteria della moto di acqua, neanche si occorreva andare a urinare. Vedi in che condizioni che erano. Cioè, lui non aveva niente, e l'altro che aveva mica aveva manco, e basta. Neanche le scarpe, non voleva pagare io che scarpe. No, dopo si era chiamata contenta? Dopo, E dopo, cosa abbiamo fatto? Era scuro, mio papà mi era menato sulla strada del cancello, senza montare, sono andati dentro, che aveva aperto la porta, e era un ciaretto così, e aveva un piatto e un cucciaro per Roma. E la pignatea da 2 litri, e ora che facciamo un succhio di carne. Ora la mattina sono su, mi sono su un succhio di carne. E allora che non mangiava, e dopo lui mi ha portato un mare di roba così da giustare. E mi ha buttato sopra. E dice, ma che mi parenti di roba per andare a lavorare stasera? Ora a sera le andava a fare notte. A Toso? A Toso stavamo su a notte. Ecco. E ora mi sono stata Era sentata. piuttosto scuro di notte, da sole? Capito. E così sono stata là sentata, finalmente io ero vicina a far stare la roba perché vai a lavorare.
E da che me ne non sono più mossa da che a casa. Tutti gli anni mossa per andare a lavorare, e andare a lavorare per famiglie che altri, per cambio ore. Cioè che altri venivano a tre, e mi pagare le ore delle 3 persone, mi toccava andare due giornate e 3, mi hanno messo dopo che di tu sei, mi hanno messo. E io stavo a casa, perché era piccola, ora i femmine mi mettevano in letto, sui letti, e mi andavo fuori a lavorare. Vi veniva a aiutarvi a lavorare A la vostra lavorare la terra? nostra, e ora a cambio perché non vi era cambio ore, ora mi toccava sotto casa, sotto fuori. E a vita, sai, ne fa nessuno. Mi resta, guarda, mi ne ho di neanche nei video che io vita che fa adesso. Ma Gesù, Marissimo, guarda, mettiamo più contenta la mia commissione che sono passata che qui adesso. Perché erano d'accordo e si sporiti, ma sani si stava bene e si aiutavano tutti. E un po' così altro che odio, spraco. Tanti schemi, tanto spraco. E tante matte. Non di sentimento, si sposa un po', domani va via. Cioè una bella vita, tu l'hai fatta una carriera insomma. Ma sono contenta, sai, perché dopo se ne morì, non sapeva mai se avevo feste. Mai detto magari siamo appena sposi, perché mi guardi in festa e vai, o non mi farà la sera. Mai. Sempre a casa, lavorare a casa. E si mangia che del fiore. Dopo 6 giorni che ha partorito, sono andata a guardare le vacche.